Domenica 15 settembre a Taglio di Po si è svolta la camminata sociale Alzheimer, organizzata dall'associazione Officine Sociali. L'evento aveva lo scopo di raccogliere fondi per i centri sollievo presenti nei comuni di Adria, Ariano nel Polesine, Porto Tolle, Rosolina e Taglio di Po. Marilena Vadaloni, Presidente Officine Sociali, avete organizzato questa cosa qua che tra l'altro in tante altre piazze d'Italia. Cosa rappresenta per te e per Officine Sociali questa giornata? È il momento dell'apertura al territorio, alla comunità. Cerchiamo di sensibilizzare e di portare quelli che sono i diritti delle persone malate di Alzheimer che spesso non vengono riconosciute come tali. Per cui oggi è una grande festa di partecipazione del nostro Paese. Sono in arrivo i sindaci che ospitano i centri sollievi, quindi sicuramente Taglio di Po che è qua già in mezzo a noi, Corbola, l'assessore Crepaldi, poi ci sarà Ariano, Porto Tolle, Rosolina e Adria. Cosa rappresenta questa giornata, Sindaco? Beh, è un appuntamento importantissimo per i nostri comuni perché l'attenzione verso purtroppo la patologia dell'Alzheimer va mai distolta e una consapevolezza che purtroppo in tante famiglie abbiamo casi di malati di Alzheimer e perciò la nostra testimonianza, anche se è una semplice camminata, è importante per far capire che anche le istituzioni ci sono e comprendono i problemi che ci possono essere con questa patologia. Ariano in prima linea su questa battaglia, avete due Ausen importanti, sentite molto, tra l'altro come molti centri del Polesine una città con molte persone anziane. Quanto riuscite a sostenere, quanto ci tenete a sostenere queste iniziative, Sindaco? Beh, assolutamente Ariano ha un centro sollievo presente sul territorio, è sicuramente una grande risorsa perché il problema dell'Alzheimer sappiamo tutti, insomma, aumentando di anno in anno, quindi è necessario continuare a sostenerli. Noi faremo il possibile, la presenza anche delle istituzioni oggi credo sia un segnale importante per dire che certo i volontari che sono preziosissimi veramente in questi servizi, ma anche le istituzioni devono fare la loro parte per dimostrare proprio che il tema e il problema è un problema che va affrontato a più mani e a più menti, insomma, perché possa essere dato un sollievo ai malati sicuramente, ma alle famiglie, perché è un problema veramente di tutta la famiglia. La mia delega al sociale è vicina a queste cose, però comunque per me è un piacere essere qui, quindi supportare questa associazione. Io primis volevo ringraziare Officine Sociali per questo appuntamento che serve per sensibilizzare anche e per essere così di supporto anche alle famiglie e alle persone, ma far capire che purtroppo è una malattia, l'Alzheimer subdola, che lavora nascosta ed esplode rovinando quello che logicamente succede alla persona e alla famiglia. Percorso breve